La Regione si inchina alla volontà del governo e sui ticket sanitari fa dietrofront. Alla fine anche il Veneto, pur nettamente contrario a questa misura, applicherà il balzello imposto dalla manovra romana. La delibera con la quale la Giunta di Palazzo Balbi si adegua a seguito della diffida del Ministero dell'Economia dovrà essere ratificata dal tavolo Massicci, ma è già operativa. 5 euro per le famiglie con reddito fino a 29.000 euro, 10 euro per quelle che superano questa soglia. Purtroppo si è arrivata alla diffida proprio del tavolo Massicci, diffida che si dice voi dovete imporre i ticket per legge. Sarà questa la modalità che il Veneto applicherà da oggi sulle ricette rosse. Sulle ricette rosse, visto e considerato che sul pronto soccorso noi 25 euro li abbiamo già applicati, rimangono quelli, non ci sono addizionali. Ma la Regione non demorde e promette battaglia, già pronti i ricorsi. È battaglia dura anche perché non accettiamo questa tassa che viene definita ticket, abbiamo applicato perché ci tocca, perché ci hanno diffidato e ci hanno detto di applicarla com'è. Però ci vediamo il 31 agosto e vogliamo assolutamente confermare i nostri 2 ricorsi al TAR e anche alla Corte Costituzionale. E da Palazzo Balbi viene rilanciata la proposta della tassa sul tabacco. Chiediamo l'annullamento e l'applicazione invece in alternativa di un'accisa sul tabacco, il che significherebbe non chiedere 5 euro come nel caso del Veneto ai cittadini che vanno in ospedale. Come dire, persa una battaglia ma non la guerra.